Ciao ragazzi, sono Beppo Pillax e oggi costruiremo un banco dell'amore. Come te, cioè non è proprio un banco dell'amore, ma molto semplice, con due cavalletti. Io ho trovato un posto anche con la presa vicino, quindi andiamo a metterci anche una ciabatta. Poi come vedete c'è sto coso, ma quindi c'è un po' di dormire, vabbè. Andiamo dai capo. Abitato. Prendiamo più pezzi di legno, che è quello più piccolo. Lo mettiamo qua. Spingiamo avanti. Ok. Così. Cavalletto del cavalletto. Così, vedete, prendiamo qua, adesso vi posizionerò, aspetta, togliamo l'altra videocamera che tanto è spenta, mettiamo qua, togliamo il vidatore a 8, ci mettiamo questa cosa qua. Un attimo, scusate sto pezzo. Ok, però non si deve, vabbè. La prendiamo. Scusate per l'interruzione, vabbè, abbiamo qua. Prendiamo una vite. Anzi, mettiamo già nei buchi che ho fatto prima, in precedenza. Così facciamo un po' più veloce e vi cade una vite, eccola, mettiamo nel suo punto, ci vediamo dopo un attimo. Ok, eccoci tornati. Scusate per l'interruzione, prendiamo il tavolo della Bosch, l'avvitatore, facciamo, cerchiamo se vi faccio vedere, ok. Una l'abbiamo messa, tutto a posto. Ho messo, però prima di mettere l'altro pezzo io ho comprato questa ciabatta ieri al Self, secondo me costa, aspetta ve la faccio vedere meglio qua, costa 10 euro e c'ha l'interruttore per accenderla e tutte le prese da tedesco, così è meglio perché adesso hanno tutti i trapani, queste cose con la tedesca e io ho comprato questo. Ce ne sono 4, poi ho già fatto i buchi anche qua. Adesso prendiamo le viti, mettiamo una qua e le altre due dietro. Incomincio. È qua un po' incasinato, però dopo ce la faremo. Guanto, ok, mettiamo anche l'altro. Scusate si lavora a mani nude, ma con la videocamera riesco a mettere i guanti. Ok, dopo lo facciamo poi col coso là. E adesso qua, adesso stai tutto il pezzo, poi mettiamo tutto a posto.
Allora prendiamo altre due viti, mettiamo qua dietro, vedete che sono già i buchi. Ecco, andiamo difficile, forse devo metterla prima, Ok, come vedete abbiamo già messo la presa, abbiamo già attaccata a funzione, abbiamo usato questo accessorio che prolunga il coso, quanto sempre. Andiamo a prendere l'altro pezzo di legno. Scusate ma non ce la faccio con la mano. Ok, eccolo. Se mettiamo bene. Vedete che comunque adesso è già molto più grande. Avete molto più spazio. Se almeno c'era stato il lungo, però abbiamo questa possibilità. Però voi se volete, cioè mettete tre cavalletti, lo fate più lungo, cioè quelli non vuol dire niente. Ma io visto che non potevo, nelle mie condizioni qua, vedete io l'ho già puntate, già fatti i buchi. Ok, eccoci tornati, scusate ma vi metterò due video perché è troppo lungo. Ed avvitiamo. Ah, gli manca ancora una vita. Ok, manca l'ultima vita. Mettiamo. Avvitiamo. Ok. Ecco il nostro banco d'avorio. Aspettate, col guanto in mezzo. Il nostro banco di lavoro ultimato. Vedete, è molto bello. E vabbè, ci vediamo. Poi se volete qua sotto potete mettere un altopiano, mettere tutte cose. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!